nostri piani. Allora, intanto i cittadini dobbiamo dire, rispetto a quello che dice il mondo scientifico, i piani che abbiamo, che il pericolo, diciamo, dell'eventuale esplosione nucleare, abbiamo un piano perché abbiamo la centrale più dirimpettaia a noi è quella della Slovena, eh, ha diciamo, un effetto al di sotto dei 200 km di distanza, in maniera importante. ARPAV rileva da sempre la radioattività. Non vorrei che passasse l'idea che ARPAV ha iniziato stamattina o ieri, perché c'è una dichiarazione di Putin che va tenuta in seria considerazione, ha detto noi le centrali non le vogliamo colpire, spero sia così. La distanza che noi abbiamo è sui 2000 km, quindi i nostri clinici ci dicono guardate che per il piano che abbiamo noi, non è che abbiamo un piano perché ce l'abbiamo da sempre, non siamo un paese con le centrali nucleari, ma ce le abbiamo a 200 km, quello che è 300, non so quanto sia, e per il piano che abbiamo noi non è questo il problema che più ci tocca da vicino. La profilassi della pastiglia, anche qui, spieghiamola bene fino in fondo. Premesso che c'è un problema, che solo in Italia è un farmaco, in giro per il mondo è un integratore alimentare. La pastiglia la si dà col principio della spugna, no? Cioè la tiroide, immaginate una spugna, se la spugna è piena di acqua può ancora avere acqua? No. Se la spugna è piena di iodio, cioè la tiroide la saturiamo di iodio e usiamo l'ioduro di potassio, la pasticca, se arriva lo iodio radioattivo nella nube non trova collocazione in tiroide, questo è il principio. Ma stiamo parlando di un effetto che si coglie intanto, più importante, è indicato clinicamente sotto i 40 anni. La pastiglia va assunta nel momento opportuno, se viene misurata una radioattività che è stabilita dai clinici, dalle centraline, e entro 2 ore dal momento in cui si stabilisce. Ma bisogna essere a meno di 200 km. Però al di là di questo, secondo me il tema vero è un altro, che in un mondo come questo forse varrebbe la pena che l'Italia approfittasse anche per fare in modo che questo non sia più un farmaco ma sia un integratore. Adesso si legge spesso, no? Ma la Svizzera hanno tutte le pasticche a casa, sì hanno le pasticche a casa perché hanno i reattori nucleari che producono energia attorno a casa, tanto per dirne una. E così la Francia piuttosto che il Belgio o l'Olanda. Quindi direi di evitare la corsa alle pasticche. Sì, sì, vi confermo che l'ospedale è dismesso annuale. Evitare la corsa alle pasticche. Noi ne abbiamo 500.000, ma perché? Perché le province più vicine a questa centrale slovena sono Belluno, Treviso e Venezia, e quindi c'è un magazzino, qualora mai dovesse accadere, non è mai accaduto nella vita di quella centrale, ma stiamo sempre parlando di precauzioni. Cioè, anche se casca un meteorite, cioè, dovremmo avere il piano per il meteorite. Quindi eviterei di creare allarmismi su questo fronte. Dopodiché, se mi chiedete la mia opinione, io penso che sia ragionevole, siccome non costa niente queste pasticche, solo che adesso non si trovano, cioè perché ce l'ha l'esercito, c'è tutto un casino. Dico, ma cosa ci costa a dare ad ogni cittadino 2 pastiglie che se le tiene sul comodino, e se mai una volta succede ogni 2 milioni di anni che bisogna prendere queste 2 pasticche che sono integratori alimentari, magari te lo dicono alla TV, te le prendi e finisce lì come negli altri paesi. No, in Italia no. Però effettivamente il rischio non c'è. Voglio anche dire a tutti gli esperti che stiamo semplicemente parlando di iodio. Tutto il resto è un mondo nella radioattività. Cioè stiamo parlando di un secchio d'acqua rispetto a un mare di problemi. Quindi tranquilli sul fronte delle pasticche, non pasticche, tutte queste storie. Cioè, lo stiamo seguendo. Abbiamo un piano da 9 anni, 10 anni,
in virtù della centrale slovena, che interesserebbe proprio per l'ottica della distanza di 200 km le province a confine con il Friuli Venezia Giulia. Cioè Verona non viene considerata, per dirvi, Padova non viene considerata. Questo vi dà una dimensione della bontà delle cose. Se a bomba ne casca in testa, è un'altra roba. Sì, ma ad esempio anche lì io sono convinto che un paese civile ai suoi cittadini lo può fare di default, dire guardate, in caso di bisogna mettersi a terra con viso a terra, le mani sotto la pancia, non tenere le mani fuori, ci saranno delle ondate di tipo follate di vento, non alzatevi in piedi alla prima, ma ce ne saranno altre a seguire, oppure state 5 giorni in casa con l'acqua delle bottiglie piuttosto che... Vi dico le cose che dicono gli svizzeri per capirci. Vi mettete nel rifugio i 2 litri d'acqua al giorno e tutta roba in scatola, ma sono robe da esercitazione, insomma, ci siamo capiti, tutto qua. Ma ad oggi il nostro problema sono i migranti. E se la centrale fosse la centrale nucleare che è stata un oggetto di un evento bellico, adesso non so cosa sia accaduto, fosse anche accaduto il peggio tipo Chernobyl, i dati ci dicono che la distanza nostra non avrebbe previsto neanche l'assunzione delle pastiglie. Punto. Questo lo dobbiamo chiarire. È stato detto stamattina dal dottor Rosi, che conosce il piano Menadito, perché si occupa di questo. Tanto è vero che il nostro piano, rispetto alla centrale slovena, prevede solo le 3 province più vicine alla Slovenia, che sono quelle dei confini con il Friuli. Datemi una mano a chiarire sta roba, perché sennò veramente la gente si arrampica su per i condomini, cioè, tranquilli. Siamo venuti fuori dal Covid e verremo fuori anche da sta roba. Prego. No, sugli effetti collaterali dal punto di vista economico, le marinerie si fermano questa settimana, la nota è